Avevano creato un monopolio negli appalti con la compiacenza anche dei dipendenti pubblici di alcuni comuni. Un'organizzazione che si espandeva in tutto il Triveneto fino all'Emilia-Romagna e che è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Gorizia dopo 2 anni di indagini. Sono così stati arrestati 8 imprenditori, 4 udinesi, 2 pordenonesi, un veneziano e un trevigiano, accusati di decidere le sorti delle gare pubbliche. Affari per oltre 16 milioni di euro. Affari pilotati, dove la libera concorrenza non c'era, dove tutto era già stato deciso nel corso di telefonate, quasi 8.000 le intercettazioni, o di pause pranzo, i cosiddetti coffee break, dal nome dell'inchiesta. Nel nostro caso, invece, la libera concorrenza tra le imprese non esisteva perché sostanzialmente queste imprese erano tra loro colluse e stabilivano congiuntamente e unitamente quelle che erano le percentuali di ribasso. 124 le persone denunciate, 79 del Friuli, 25 del Veneto. 10 di questi sono dipendenti pubblici di comuni e consorzi. 105 le imprese interessate. Lo scandalo riguarda tutto il nord-est, un sistema ramificato, in maniera preoccupante. Man mano che siamo andati con l'attività ci siamo resi conto pure della vastità, della vastità che andava ad assumere il fenomeno che, attenzione, l'attività che ha anche una grossissima valenza preventiva. Non scordiamoci che il settore degli appalti è uno dei settori più delicati nel quale si può inserire anche la criminalità organizzata. Il reato ipotizzato in turbativa d'asta si agiva in vari modi, coinvolgendo nelle gare imprese non interessate ma compiacenti, utilizzando software fuorilegge oppure risalendo ai concorrenti attraverso le poste italiane. E anche nel caso in cui la gara fosse andata persa, c'era pur sempre l'occasione di accordarsi per scambi di favore. Si faceva ricorso allo strumento del subappalto, nel senso che l'impresa che aveva aggiudicata la gara e che di fatto non avrebbe mai voluto farla, ma che concorreva nell'ambito di questo sodalizio, dava in subappalto l'opera alla impresa che era stata in precedenza designata come vittoriosa.